Eder. Mac. Pallister. Capisco. Se fossi estraneo ai fatti penserei che io ho il movente. Ma queste sono conclusioni di chi evidentemente non mi conosce e non conosce il rapporto che legava me e Lily da 35 anni. Un'idea precisa dei fatti non ce l'ho. Devo inevitabilmente affidarmi ai miei consulenti. Quei segni sul volto credo possono essere attribuiti a più cose. Una sbella non procura quei lividi. Certo, il processo di decomposizione potrebbe aver accentuato eventuali ematomi, ma Liliana potrebbe anche essere rimasta sfregiata da un ramo, il boschetto era fitto. Nel caso, comunque, bisognerebbe capire quando sarebbero stati inferti quei colpi. Il giorno della scomparsa o nei giorni successivi? Sono confuso. Ma credo che dall'uscita di casa all'arrivo di mia moglie nel parco dell'ex OPP sia successo qualcosa. Tra l'altro, non c'è nulla che confermi che quel 14 dicembre lei sia andata in quel boschetto. Le immagini delle telecamere si fermano prima. Al mattino del 14 lei era la solita Liliana. Quello sconforto durante la notte non mi aveva sorpreso più di tanto, perché erano già accaduti episodi simili e quando le chiedevo cosa le stesse succedendo, lei riferiva di un brutto sogno. Sognava la madre, persone che non ci sono più. Liliana era comunque una persona ferita, soffriva per non essere diventata mamma. Le mancava non avere un figlio e forse per questo aveva riversato molto affetto sulla nipote, e prima su mia figlia, soffrendo molto quando è volata via. Sì, lo pensavo veramente che era stata rapita. Non riuscivo ad immaginare delle alternative. Intorno a lei non vedevo persone che potessero farle del male. Poi è emerso altro. Ero sconvolto. Nel tempo ho pensato di tutto. Elementi portano al suicidio, altri da un'altra parte. A oggi mi rendo conto che ci sono ancora troppe cose che non tornano. Un esempio? Liliana ha lasciato a casa tutto, portafogli, documenti, come se dovesse fare rientro a breve, se non aveva intenzione di tornare, perché tra le poche cose che aveva con sé c'erano le chiavi e non ha chiuso la porta con le mandate, perché aveva le chiavi di riserva. Le sue dove sono finite? Qualcuno non ha detto ancora tutta la verità. Ne sono convinto, ma per ora non aggiungo altro. Preferisco attendere. Non mi ha lasciato nulla. Io non ho gettato via nulla, né lettere né altro. La polizia ha cercato ovunque un biglietto. Io non mi sono allarmato. Chi la cercava? Il fratello, la cugina, i vicini di casa? Dovevo andare in giro nei boschi? Mi sono affidato agli inquirenti. Noi eravamo affiatati. Stare insieme per 35 anni non è cosa da niente. Ogni volta che rientravo a casa scambiavamo la stessa battuta. Siccome Liliana sosteneva che io non mi accorgevo che aveva fatto dei cambiamenti in casa o grandi pulizie, allora di default, ogni giorno, al rientro le dicevo grazie di tutto quello che fai e che non so. E lei rideva. Mi mancano i nostri scherzi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.